Buonasera a tutti e benvenuti a Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 News interamente dedicata alla pallavolo. Non ce l'ha fatta la Tonazzo Padova a portare a casa punti da Modena, ma ci è andata davvero molto vicina. Ne parleremo con due dei protagonisti di questa partita, ma parleremo anche di mondo arbitrale e di formazione per dirigenti e allenatori. Sigla e poi scheda. Punti zero, rimpianti molti. La Tonazzo torna da Modena con la consapevolezza di aver giocato per lunghi tratti alla pari con la squadra più in forma del momento, quella che solo qualche giorno prima aveva trionfato in Coppa Italia, ma anche con la conferma di aver sprecato ancora una volta un'ottima occasione per portare a casa qualcosa di concreto per la classifica. Valerio Baldovin l'ha definita dal punto di vista tecnico la miglior partita dei bianconeri in questa stagione. In effetti, specie sul cambio palla, la Tonazzo ha giocato con percentuali da prima della classe, salvo poi non riuscire a piazzare la zampata decisiva quando era il momento di concretizzare i set ball avuti a disposizione. Pazienza, l'obiettivo è riprovarci domenica al Palafabris con Macerata, altra corazzata. Continua invece a sorprendere Monza alla terza vittoria di fila. Questa volta la squadra di Tiberti è andata a fare bottino pieno a Piacenza, sempre più in crisi di gioco e di risultati. Alle spalle di Padova in classifica continuano a rimanere Milano, sconfitta in casa da Verona, ora quarta del campionato, e San Sepolcro, travolta da Molfetta. Anche per Paolo Montagnani dunque i problemi non mancano. Gioco e spettacolo invece a Trento, dove l'Energy ha superato Perugia al termine di 4-7, dove la vera sorpresa è stato l'innesto in cabina di regia del giovane Giannelli, classe 1996, che ha giocato 3 set da veterano. Talento e spregiudicatezza di questo ragazzo sentiremo parlare. Quasi 3 ore di partita in fine Latina, dove il solito Starovic, 24 punti, fa tornare il sorriso a Latina, capace di chiudere 19-17 al tie break con Ravenna. La classifica ora dice che Trento e Modena hanno una marcia in più rispetto a tutti gli altri e che alle loro spalle l'equilibrio regna sovrano. Lo spettacolo del cosiddetto campionato a 2 velocità ringrazia. Buonasera, benvenuti a Mani e Fuori. Ciao Lucy, bentornata. Grazie. Come stai? Tutti bene, molto bene, grazie. La tua partita com'è andata? Bene, abbiamo vinto. Non chiedermi quanti punti ho fatto, Perché non ti ricordi? perché non ho giocato solo un set. Solo un set ha messo fuori l'allenatore? Sì, vabbè, però abbiamo vinto, quindi capito. bene, però ho fatto Quindi il 2 gruppo, punti. la squadra, queste cose? Sì, Come mai ti tutto ha lasciato bello. fuori stavolta? Perché faccio male? Hai fatto male? Sì. Ah, cioè sei partita e poi ti ha messo fuori? Sì. Beh, cominciamo a presentare gli ospiti, poi, perché altrimenti parliamo Meglio. tutta la sera di giovanile. Il primo applauso è per la Pallavolo Arzarello, benvenuti, Arzarello Pallavolo. Squadra ospite di questa sera. Come vi dicevo, tutti i protagonisti della partita di Modena, il vice di Orduna, possiamo dire così? Vice di Orduna, Sì. della Tonazzo Padova, Luca Beccaro. Ciao, applauso anche per te. Buonasera. L'abbiamo visto in campo, ha fatto parte del settore giovanile fino a qualche tempo fa, un annetto fa era ancora lì con l'Under 19 e la Serie C, adesso sta diventando un giocatore di pallavolo. Stefano Gozzo. Ciao Stefano, ben arrivato. Dicevo prima che parleremo anche di mondo arbitrale e lo facciamo con la punta di diamante del movimento della pallavolo padovana nel mondo arbitrale, perché lui è già arbitro internazionale da qualche tempo, Andrea Pueche. Ciao Andrea. Vi dicevo, parliamo di formazione, di dirigente e di allenatore, se ne fa poca, una delle persone che lo fa all'interno della sua società, ma non parleremo questa sera della sua società, ma della sua storia e di quello che dà ancora al mondo della pallavolo, è Michele Nicolè. Ciao Michele, benvenuto. Benvenuto. Come dicevo, una puntata un po' particolare perché si viene dalla partita persa 3-0 a Modena da parte della Tonazzo, ma Luca 2-7 avete giocato praticamente alla pari con Modena, avete perso veramente per un nulla, 2-7 ai vantaggi. Sì, 2-7 ai vantaggi che come al solito ci è mancato sempre quel pizzico di spavalderia e di fortuna in più, che però fanno ben sperare insomma per il proseguito del campionato, anche se comunque resta il rammarico che magari qualcosa in più di tornare a casa con un 3-0 potevamo fare.
Anche perché avete fatto una bellissima rimonta, no? Secondo set 23-19, 24-23, la palla in contrattacco. Sì, abbiamo avuto 2 volte, sia il primo che il secondo, la palla per chiudere il set. E lì il secondo, poi specialmente, c'è stata una palla per Gianno che non è riuscito a concretizzarla purtroppo. Era una palla pulita abbastanza, anche non contrattacco abbastanza Sì, sì, no, è normale. stata una bella difesa di Quiroga e poi mi sembra che l'abbia alzata Orduna e... Cioè, lì sai com'è, o lavavo la spacca e... Tiri, a volte... sì, e poi... A volte fa la Gianotti, sì, ci sta guardando a Salutiamo casa. Stefano Giannotti. Cosa ti ha detto Santi di questa partita di Modena? Ti ha detto qualcosa? Era arrabbiato? Com'era? Sì, mi ha raccontato una cosa, però... No, ha detto che hanno giocato bene, lui era... Sì. Cioè... Secondo me è stata la prima partita che abbiamo ricevuto veramente bene, perché siamo andati in casa loro, che loro è una delle squadre che batte più forte di tutti quanti, e abbiamo tenuto veramente bene. Il cambio palla è andato bene, abbiamo anche difeso, però ogni tanto... Lì. Sì, poi loro hanno sempre i singoli che risolvono la situazione. Ho visto Stefano anche Gappè che a un certo punto è andato a difendersi un pallone, è andato da Brunigno in primo tempo e ha schiacciato in primo tempo. Sì, Cosa che non capita. È un fenomeno che ci sono in qualche squadra, però vabbè, ci sta a perdere. Ma salti più tu con Gappè in alto? Salta più lui. Salta più lui? Sì, sì, sì. Mi fido del giudizio. Ti fidi del giudizio? Beh, in un paio di occasioni però Gappè è anche un po' esagerato. Ho visto un paio di palle che ha voluto tirare sui 3 metri, no Stefano, ma poi l'ha tirata anche fuori. Sì, l'ha tirata anche mi fuori. hanno detto di quella. Ti hanno Sui detto? 2 metri. Ma tu non Vabbè, l'hai vista la è uscito partita per così. TV? No. Eri in campo? Sì. In viaggio? Sì. Dove eri? Non lo so, Ah, non so neanche cosa... Non lo so Andrea, non lo so. No, non l'ho vista, la devo vedere. Ok. Devi vedere. Sì, la Ah. prossima se vuoi. Tu Andrea dove eri invece? Eri di lavoro nel fine settimana scorso? A Novara. A Novara femminile? Novara Busto. Com'è andata? La partita, no? Cioè la tua prestazione? No, bene, bene. Bene, sì. Ormai... Ascolta, a livello internazionale dove sei nelle prossime settimane? Hai già qualche... Attualmente sono fermo. Ho fatto 3 gare a novembre-dicembre e adesso siamo in attesa delle convocazioni che credo vengano fatte la settimana prossima. E quindi, siamo in attesa. Quindi sei... E invece in Italia hai già qualcosa? Sì, domenica sono a Perugia, no, sabato sera sono a Perugia a fare Perugia Latina e settimana prossima sono a fare Macerata. Non me lo chiedere, Non mi ricordo l'altra squadra, perché sono arrivate oggi, quindi non lo Sono so. arrivate oggi. Quindi sei pronto. Con questo video check come andiamo? Molto bene, Ormai sì. mi pare che ci sia anche rodato un po', no? Sì, sì, ma per noi è sempre stata una bellissima introduzione, anche a conferma di quello che facciamo, perché mediamente credo siamo sull'80% di positive per gli arbitri, quindi siete... a conferma che comunque il giudizio arbitrale alle volte è comunque prevalentemente positivo. Ma vedo che anche tecnicamente comunque funziona meglio, nel senso che mi sembra che anche le procedure siano un po' snellite. Ma perché forse lì siamo migliorati anche noi, cioè, comunque abbiamo avuto, quando siamo partiti non avevamo nessun tipo di storico, non sapevamo niente, ci siamo trovati con un sistema, tra l'altro la prima partita credo di averla arbitrata io in una semifinale scudetto 3 anni fa. Sì, che è stata fatta in forma sperimentale. 2 o 3 anni fa, no, la prima semifinale scudetto tra Piacenza e Macerata credo. Può essere, sì. Credo di averla arbitrata io ed era la prima partita con video check. Mi ricordo che quello che oggi comunque fa in scioltezza, che quella partita era tutto molto più... Certo, assolutamente. Sì, è tutto nuovo. Ma Michele, anche il pubblico lo ha capito ormai questo meccanismo, no? Ormai all'inizio era un po' come andare ad indagare, però il pubblico adesso accetta e soprattutto rasserena gli animi, no? Guarda, io ero fuori dalla pallavolo da molti anni, vedi che ho sbagliato anche il vestito stasera, sono l'unico che non è sportivo. Ma la cosa interessante che ho percepito andando al palazzetto un paio di volte questa stagione è proprio un'atmosfera molto più serena, c'è meno tensione e quando c'è dalle panchine al pubblico, quando c'è un dubbio, questa soluzione veramente mette sereni tutti, si Diciamo aspetta che un attimo, arriva... si è spostata in qualcos'altro adesso, non è che non c'è tensione. Sì. Mediamente... Dov'è la tensione adesso? Dove gli va bene metterla, cioè, alle volte sulle toccate, alle volte sui palleggi, comunque in qualche modo anche loro devono scaricare, devono anche, cioè, la componente emotiva per i giocatori non è una cosa banale quando giocano e quindi adesso se tu anche sbagli un video check di 20 centimetri tu percepisci che da parte dei ragazzi c'è tranquillità, te lo chiedono, controllano ed è risolta la cosa. Certo. Però molte volte sei nelle toccate, nella valutazione del palleggio, il primo tocco, hanno capito che dove c'è margine loro ci provano, insomma. Tu con gli arbitri che rapporto hai, Lucy? Hai preso qualche cartellino ogni tanto? No? Sì. Sì? Sì, Giallo o sì. rosso? No, giallo. Vabbè, andata Sì. bene.
Beh, però perché non ti lasciano parlare, non ti lasciano dire niente. Cioè, non è niente. Scusa, tanto parla solo il Ma capitano, infatti quel è poco quello che ne non so mi io. piace, non vado molto d'accordo con questa cosa. Tu non sei capitano. No, perché poi... Come fanno a darti i gradi a te? Ascolta, invece parlavamo prima, Michele e Andrea, vi coinvolgo un po' fuori onda, come si dice in questi casi, che sarebbe bello, no, ogni tanto che gli arbitri importanti come Andrea, ma comunque arbitri anche a livello provinciale e regionale che chiaramente conoscono bene il regolamento, potessero fare un po' anche di formazione. Tu lavori per il Medo Acus, per il Blue Volley, per il Medo Blu, un po' di formazione anche agli atleti stessi, perché tante volte conoscere, credo, no, il regolamento potrebbe in qualche modo anche lì distendere un po' gli animi e evitare delle proteste inutili. Cosa Sì, dici? è interessante l'idea di riuscire a riconoscere i propri limiti. Stasera, finché aspettavamo l'inizio, si facevano due parole e ci siamo resi conto di come Andrea ci sollecita a fare delle domande. E questo, lui dice, il regolamento o si sa o non si sa. Certo. Mette il dubbio sul fatto che si sappia a metà. È interessante perché entrare in palestra e avere la consapevolezza che ci sono tante cose da imparare aiuta ad avere lo stato d'animo ideale per esprimere al massimo e cogliere le cose importanti che escono dall'allenamento piuttosto che dalla partita. Mi dicono che prendi il microfono perché il tuo microfonino non funziona. Ah, ok. Non si sente molto, quindi senti il... Luca, anche a livello di Serie A, secondo me però non andrebbe male una spruzzatina di regolamento ogni tanto, o no? Beh sì, diciamo che in Serie A vale molto il fattore nome del giocatore, nel senso a Bruno non andrai mai a fischiare una doppia e invece a qualsiasi altra persona la fischi. Guarda come ti guarda Puecker, però non è molto d'accordo. Fatalità, io ho arbitrato a Modena nei quarti di Coppa Hai Italia. fischiato la doppia a Bruno. Ho fischiato una doppia a Bruno, ho dato un giallo a Bruno, Ti semplicemente guarda, no, è sparito, ti guarda in ma faccia. perché Bruno è credo sia uno dei giocatori che io preferisco in Italia. Proprio se devo trovare un giocatore, Bruno mi piace per come sta in campo, per il modo che ha di giocare, per la mentalità che mette in campo. Bruno è uno che mi piace, ma è uno che con gli arbitri ci gioca molto. E quando lui crede di fare quello che vuole, è quando sbagliano. E in quel caso io l'avevo chiamato, lui ha fatto finta che non mi sentisse. L'ho chiamato una volta, Bibi, vieni? E lui, ho visto che mi ha visto quello che dell'occhio, no? È andato in posto 1. Lo richiamo e ha fatto finta di parlare in panchina. Cioè, no? Lo richiamo, a un certo punto non si è girato e gli ho dato un giallo da 9 metri. Quindi sì, Bruno è chiaro che sono giocatori con grande personalità, però se li sai gestire, nel senso che se loro capiscono che te la giochi alla pari, perché essere superiori no, però almeno giochiamocelo alla pari. Almeno alla no? pari, almeno alla pari. Questo sì, lo chiedo. Stefano, sarebbe interessante, poi andiamo in pubblicità, anche per le vostre sfide durante la settimana, perché so che no, ci sono delle diatribe. Sì, c'è molta tensione durante gli allenamenti, soprattutto per Santi, per Orduna. Santi lui non vuole mai perdere, lo diciamo sempre. Ah, no, lui pareggia, non perde. Pareggia? Sì. Ah, non perde mai lui. Fuori no rete, quindi sono 3 ore a discutere fino a che l'altro molla. Il microfono poi lo usi più vicino. Sì. Lo usi un po' più vicino, perfetto. Così? Ok. Ma anche a casa Santi è così, sì? Sì, sì. Non molla, è Sì, sempre sì. tignoso. No, sì, sì. Lascia. Andiamo in pubblicità. A tra poco, Mani e fuori, seconda parte.